Bene, allora siamo in diretta più o meno. E allora c'era qualcuno che in questa ultima gara per la Coppa Udine Serie A abbiamo la vittoria. Questi sono qui del CDU. Iniziamo bene, ha iniziato benissimo, non ha iniziato veramente molto poco e poi bambini, poi un poco, poi dopo l'energia del 4, basta, era quello che è successo. Un po' di stanchezza, siamo arrivati in campionato un po' scarichi, un po' forti di panchina, si può vedere, purtroppo le energie sono fregate. Per questo che non voleva entrare, sono proprio più chiederemo delle verifiche sulle dimensioni dei ferri. Sulle dimensioni di Serie A 2 peraltro, quindi ci siamo, non mi visto. Questo è vero, non mi visto. Non so se quindi tante giustificazioni. No, bravi loro. Andiamo a cercare scusa. Iniziato un elenco malissimo. Però perché non ce l'avamo? Sì, infatti. C'è di ma pensi che l'organizzazione delle sai che questa sarà una partita con la domenica? E poi grazie. E il resto devo dire che questo punto del punto oggi fondamentale è quello di una tripla da parte nostra e che sicuramente ci ha dato quella spinta per portarci a questa vittoria. Vittoria costruita poco a poco, no? Tra periodi. Esatto. Diciamo che il terzo quarto è stato fondamentale per la spinta e abbiamo trovato il gioco di squadra e la quadra per riuscire a portarci a casa. Secondo me è giusto che venga qua il coach, però è un po'. No, ma non se la sente. No, però sarebbe interessante sapere dal coach se lei stare a fare il coach o a giocare, perché non giocava effettivamente, però è stato male. Poi mi sono spaccato il ginocchio e quindi ho intrapreso la carriera da allenatore. Diciamo che è meglio. Sì, c'è il nostro head coach là, anche lui vorrebbe dire Stati bravissimi, ormai io sono anziano, mollo tutto, però almeno finisco in gloria. Esatto. Due coppe, quindi bene.